Apriamo la Bibbia nel Vecchio Testamento, Esodo, capitolo 33. Alleluia. Leggeremo dal verso 13 fino al verso 15. Dal verso 13 fino al verso 15. Esodo, capitolo 33. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Avete trovato? Inizio a leggere. Dio sia lodato. Amen. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo. E l'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè allora gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Amen. Amen. Gloria al Signore. E poi, in modo particolare, vogliamo leggere la parte finale del verso 16. Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Amen. Amen. Accomodatevi, gloria al Signore. Tempo fa ricordo di aver meditato su questo passo, ma abbiamo letto dal verso 12 all'epoca fino al verso 22 e mi sono soffermato sul desiderio di Mosè di vedere la gloria di Dio, no? Fammi vedere la tua gloria. Ma proprio questa mattina, mentre cercavo un passo da condividere con voi, la mia attenzione si è soffermata sulla presenza di Dio, sul cercare la presenza di Dio. Questo siamo chiamati a fare, cercare la presenza di Dio, vivere alla sua presenza. E la presenza di Dio nella nostra vita fa la differenza. Amen. In questa situazione, in modo particolare, Mosè stava pregando, intercedendo per il popolo che si era ribellato, no? Facendosi un idolo. Non ha saputo aspettare Mosè che ritornasse dal mondo dove era salito per ricevere le tavole della legge, e si è fatto questo vitello d'oro. Qui Mosè sta pregando il Signore, è in profonda comunione con Dio e sta dicendo: Signore, considera che questa nazione è il popolo tuo, non ci abbandonare, non ci lasciare. E il Signore risponde così: la mia presenza andrà con te. E Mosè risponde al Signore: guarda, se la tua presenza non viene con me, non farci neanche partire di qui. Quanto è importante sentire la presenza di Dio nella propria vita. È fondamentale. Gloria al Signore. Amen. Perché sentiamo il bisogno di venire in chiesa, ad radunarci. È un dovere? Non solo. È un'abitudine, una sana abitudine? Non solo, ma alla base c'è il desiderio di realizzare la presenza di Dio. Amen. Perché ogni qualvolta noi ci raduniamo nel nome di Gesù, noi realizziamo la presenza del Signore. Amen. Alleluia. Noi vogliamo continuamente vivere alla sua presenza. Vivere alla presenza di Dio non è qualcosa ad intermittenza, no? Qualche volta la lampadina si accende, poi si spegne, poi si accende, poi si spegne. Facendo così si fulmina la lampadina. Dobbiamo sempre stare alla sua presenza, vivere in modo costante alla sua presenza. Solo così
gli altri potranno vedere che c'è una differenza fra noi e loro. Come dice Mosè, da questo, il fatto che tu vieni con noi, cioè che c'è la tua presenza insieme a noi, questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli. Amen. Cos'è che distingue un credente da un non credente? La presenza di Dio, il timore di Dio. E ciò che ne consegue da tutto questo, cioè il frutto. Amen. Il frutto è qualcosa di visibile. Quando vedi un albero e riconosci il frutto, sai, quell'albero è di mele, sono tante mele, il frutto di quell'albero è mela. E così la tipologia, no, può cambiare, ma il frutto è qualcosa che è evidente. Amen? Amen. Ed è il frutto di una buona alimentazione dell'albero, vero? Di un funzionamento biologico e chimico perfetto. Amen? Il frutto è buono. L'albero viene curato. Qualche volta degli insetti vanno proprio nel frutto per cibarsi, no? Del frutto, e ahimè lo rovinano pure. Il frutto, quando è rovinato, non può essere mangiato. Perché questa similitudine? Perché agli occhi del Signore noi siamo come una vigna, Siamo la vigna del Signore. Agli occhi del Signore siamo come alberi piantati presso i rivi d'acqua. Amen? E siamo chiamati a fare la differenza, a far vedere agli altri che noi siamo diversi, non migliori. Perdonatemi, Non dobbiamo innalzare noi stessi e dire io sono migliore di te. Sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Amen. Dobbiamo vantiamoci di questo. Dio mi ha perdonato, mi ha lavato col suo sangue. Sono un peccatore scampato dall'ira di Dio, salvato per la grazia che è in Cristo Gesù. Alleluia, amen? Amen. La presenza del Signore è qualcosa che è tangibile, non solo in noi stessi, ma quando siamo con altri. Gli altri vedono in noi veramente quest'uomo, quando parla, quando prega, quando ha qualcosa da dire, lo dice in un modo che riesce a toccarmi. E gloria a Dio, ma non dipende dalle nostre qualità, ma dal fatto che viviamo alla presenza di Dio. Amen. Noi siamo chiamati a vivere alla presenza di Dio. Quando sei in comunione costante con Dio, io dico, ci vuole poco. Chiudi gli occhi, col pensiero lo rivolgi a Dio, il cuore è già aperto, senti già la sua presenza, anche quando inizi a dire gloria al tuo nome, Signore. Amen. Alleluia. Amen. Come insegna Gesù, non è per la moltitudine delle vostre parole. È vero? Signore, insegnaci a pregare. Guarda, nessuno sa pregare. Io non so pregare. Ma come? Il pastore non sa pregare? Io non so pregare. Sono d'accordo con quello che dice Paolo. Nessuno sa pregare come si conviene. Ma è lo Spirito Santo che intercede per noi con sospiri ineffabili. Cioè tu sei alla presenza di Dio costante, in modo costante. E quando invochi il suo nome, Gesù già c'è. Amen?
Gloria al Signore. Basta poco. Dice un cantico, non è per quello che facciamo, ma è per il tuo sangue, Gesù. Magari uno pensa, no? Di studiare un modo per commuovere l'uditorio, ma non è per quello che fai, che puoi pensare di fare. È una grazia del Signore già essere alla sua presenza. Dobbiamo solo credere, quando 2 o 3 siamo radunati nel suo nome, Lui c'è. E quando Lui c'è, tutto è possibile. Per chi crede. Amen. Alleluia. E allora vano è innalzare quegli inni commoventi, bei cantici, gloria al Signore, ma il cantico è solo uno strumento, qualcosa che può aiutarci emotivamente, vero? A stare alla presenza del Signore, ma non è qualcosa di fondamentale. Amen. Quando nelle Filippine fanno il culto, mica c'è la chitarra elettrica. No. Anche senza musica adorano il Signore, perché già il Signore c'è. Amen. Amen. Alleluia. Ho visto una foto di una tettoia in legno, dei pilastri in legno, un pulpito, e lo davano al Signore mentre pioveva, e dentro c'erano le anime con l'ombrello, e poi c'era scritto: oggi non vado in chiesa perché piove. E quelli che fanno? Piove, ma vanno in chiesa a lodare il Signore, perché sentono il bisogno, la necessità di stare alla presenza di Dio. È commovente, uno ci scherza sopra, anche le frasi che mettono a volte fanno sorridere, ma dicono anche la verità. Spesso cerchiamo tanta comodità che ci limita a cercare veramente la potenza della presenza di Dio. Vogliamo amare stare alla presenza del Signore. Amen. Amen. Dice il salmista: un giorno solo nei tuoi cortili vale più che 1000 altri giorni altrove. Avete letto questo verso? Un giorno nei tuoi cortili, alla tua presenza, vale molto più che 1000 altri giorni altrove, vissuti in un altro posto. Perché quando sto alla tua presenza, Signore, niente è paragonabile. A dove potrei mai essere invece? Gloria a Dio. Alleluia. La presenza del Signore è quella che dobbiamo cercare sempre. Mi hanno sempre insegnato da fanciullo: bisogna sempre cercare, prima di iniziare il culto, la guida del Signore, perché il culto non è l'uomo che lo fa, che lo apre. Un culto è un servizio a Dio. Gloria al Signore. Allora, prima di iniziare il culto, io ho sempre l'abitudine di rivolgere un pensiero al Signore: Signore, guidami, tu guida ogni cosa. Aiutami a trasmettere, Signore, il tuo spirito, la tua parola, la profondità della tua parola. Gloria al Signore. Amen. E poi ci si avvia, no? Poggiandoci su quella richiesta, e Dio è sempre fedele. Alleluia. Un culto senza cercare la presenza di Dio è un culto fine a se stesso. È vero? Pensate, a volte ho domandato a qualcuno, no? Che mi diceva: ah, com'è stato bello il culto là, ma che bel culto, bei cantici. Amen. E cosa è stato predicato? Aspetta, i cantici erano belli, Se gli dicevo i titoli se li ricordavo tutti, ma cosa è predicato non se l'è mai ricordato.
viviamo alla presenza di Dio. Una cosa è l'emotività, una cosa è cercare la presenza di Dio, adorare Dio in spirito e verità. I veri adoratori sono quelli che adorano Dio in spirito e verità, perché Dio è questo, è spirito e verità. Amen? Amen. Gloria al Signore. Quando vivi alla presenza di Dio, vedi la differenza. Innanzitutto comprendi quando Gesù dà quel comandamento ai suoi discepoli, un comandamento nuovo. Sapete qual è? Giovanni capitolo 13, versetto 34. Io vi do un comandamento nuovo. Vi piacciono i comandamenti? Io ve ne do uno nuovo. Che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. Da questo conosceranno gli altri, si renderanno conto, come dire che la mia presenza è in voi. Se vi amate gli uni gli altri, conosceranno che siete miei discepoli. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Parlavamo prima del frutto, no? E noi vogliamo vedere la parola di Dio cosa ci dice del frutto. In Galati capitolo 5, dal versetto 19, l'Apostolo Paolo incoraggia la Chiesa e alla Galazia, ai Galati, di camminare per lo Spirito, come dire, cercate la presenza del Signore, no? Camminate nello Spirito. Amen. E dice che ci sono due opere, due frutti. Frutto della carne, opera della carne, e frutto dello Spirito, opera dello Spirito. E dice, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, chi cammina per lo Spirito, chi cerca la comunione con Dio, cerca costantemente la presenza di Dio, produce questo frutto. Il frutto dello Spirito, invece, è amore. Possiamo dire amen? Amen. Amen. Amore. Ho detto Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo conosceranno che siete veramente i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Quindi il primo frutto è l'amore, la gioia. Amen. La gioia del Signore, la mia forza, sì. Gioia. Gioia nelle tempeste. Amen. Gioia nei problemi, gioia nelle difficoltà, Amen. non gioia nel benessere. E questo è facile avere gioia nel benessere, o no? Ma il frutto dello Spirito ti porta ad avere gioia nella prova, perché la gioia del Signore è la mia forza. Amore, gioia, pace. Amen. E vivi in pace, gloria. No, quelli sono sempre in guerra, ma vivi in pace. Anche avere pace interiore è conseguenza del tuo rapporto con Dio. Dobbiamo avere pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E l'Apostolo Paolo dice: contro queste cose non c'è legge.
Cioè, se manifesti queste cose, tu manifesti queste cose, non c'è nulla che qualcuno ti possa mai dire. Amen. Perché vivi costantemente alla presenza di Dio. Senti la presenza di Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Quelli che sono di Cristo, continua ancora l'Apostolo Paolo ai Galati, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Cioè, quelli che sono di Cristo, che appartengono a Cristo, sono morti un giorno con Cristo sulla croce. Il vecchio uomo è morto. Amen. Siamo diventate nuove creature, nati di nuovo. Quindi vogliamo stare alla presenza di Dio. Perché Gesù stava alla presenza di Dio. Gesù uomo stava alla presenza di Dio. Amen? Amen. Così vogliamo anche noi stare alla presenza di Dio. Alleluia. Un giorno qualcuno mi disse, non ero dei miei tempi, pastore, la chiesa di Belluno, io devo dirti una cosa, io non ce la faccio da dare gloria a Dio subito. Come inizia la preghiera tu pretendi che noi diamo gloria a Dio. Non sapevo neanche cosa dire, no? Tu perché non ce la fai? In che senso? Io ho bisogno di carburare. Allora sono rimasto spezzato. Non sai cosa rispondo, no? Però comprendi che quella persona, per quanto possa dispiacere, non viva la presenza di Dio. Quotidianamente tu non sai cosa significa ricevere la presenza di Dio, sentire la sua presenza, che Lui è accanto a te, è dentro di te. Guarda, ho detto, non c'è bisogno di carburare, noi invochiamo il suo nome, Lui già c'è. Non c'è bisogno proprio di carburare niente. Non siamo macchine che devono carburare, noi siamo già pronti, o no? Siamo pronti a dare gloria a Dio, vero? Amen. Siamo pronti a dire Signore benedici le anime nostre, o no? Siamo pronti a dire Signore il tuo nome è innalzato, la Chiesa ti adora, vero? Amen? Amen. Una delle cose strane che ho vissuto e ho imparato poi a gestire con gli anni, però una cosa solo non si riesce mai ad imparare, cose strane le vedi sempre, ma Dio si adora sempre allo stesso modo, in spirito e verità. Gli altri possono avere le proprie convinzioni, io leggo la parola di Dio. Amen. Gli altri possono avere le proprie idee, io cerco di Dio onnipotente, vero, in spirito e verità. Gli altri possono avere le proprie convinzioni, io credo in Dio, credo nel suo figliuolo e credo nello Spirito Santo. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.